cercherò di essere abbastanza veloce, perché il barista non ha tempo durante la giornata di pulire la macchina, perché non sa cosa fare oltre che leggere il giornale e guardare la televisione. E chiaramente studiare la materia prima caffè. La macchina perché bisogna pulire? È fondamentale. Qui poi potete avvicinarvi, potete vedere, abbiamo fatto questi simpatici poster con delle icone semplici di impatto. Perché pulire? Il caffè porta con sé un difetto, uno solo, è l'olio. La sostanza grassa contenuta nel caffè tende a ossidare dopo circa... subito, una volta esposta all'aria, non dopo circa. Solamente che il nostro naso la percepisce dopo circa 20-24 ore a temperatura calda, quindi macchina a caldo, circa 72, 78, 80 ore macchina fredda. Dividiamo le due temperature, macchina calda e macchina fredda. E l'ossidazione è una cosa sgradevole, perché ci rilascia in tazza quel gusto di bruciato, rancido, ossidato, che faremo anche a meno. È vero che in Italia l'espresso, purtroppo, sottolineo, dico purtroppo, costa circa €1. Quindi, ma sì, per €1, 70 centesimi, 80, €1,10, se mi va male, provo al bar successivo. All'estero non è così, e questo un po' ha aiutato i miei colleghi esteri. Vengono aiutati da un prezzo leggermente superiore. Vediamo allora come fare. Partiamo dalla campana, la campana del macina dosatore, anche detta tramoggia. Contiene dei chicchi, si possono vedere bene. Prendiamo questo caffè, lo rimettiamo nel sacchetto, perché adesso, ricordo e sottolineo, grazie Chiara, perfetto, grazie. Non so se si riesce a vedere bene a video, comunque in questa campana sono presenti parecchi oli, magari li vedete meglio qua che sul grande schermo. Se qualcuno di voi vuole annusare, scendo qua in prima fila, vediamo. Oggettivamente cosa si riesce a sentire, se il profumo del caffè o se invece qualcos'altro. Voi ve la... ragazzi, questo sicuramente non è il profumo del caffè di Bel Caffè, e lo conosco. È un profumo, come dicevo prima, lasciato dagli oli che tendono a irrancidire molto velocemente, soprattutto a queste temperature. Ecco, noi per far percepire quindi al nostro cliente il gusto del nostro caffè che stiamo utilizzando, lavorato in espresso, dobbiamo partire proprio da qua, dalla campana. La campana è l'inizio della filiera dell'estrazione dell'espresso. In questo caso abbiamo un prodotto, Pulibasteril, è specifico per le superfici dure, quindi plastica, policarbonato, vetro, i materiali dei quali possono essere composti questa campana, che non rilascia sulle superfici nessun residuo, perché è completamente volatile. Anche qua come si utilizza? Un paio di spruzzate, un panno carta, e si va all'interno della campana il più possibile per togliere ogni eventuale residuo. Come vedete è molto veloce. Posso anche fare la pulizia esterna in pochi secondi. E la campana è pulita. Adesso la portiamo ancora ai rappresentanti. Annusata pochi istanti fa. Bisogna essere sinceri, Io mi fido di voi. È uguale a prima? Un po' di meno di prima, mi fa piacere. Io ho il tempo che è molto stringato. E così anche per tutte le altre parti, coperchio e interno del dosatore. Ok. Questo è fatto. Ma c'è un altro problema. Io so che, essendo un barista, so che uno dei problemi che incontra maggiormente il barista è trovare la macinatura, la granulometria esatta. Perché? Perché se c'è caldo, c'è umido, tende nel dosatore, questo è il dosatore, il caffè a impaccarsi, quindi ne scende semplicemente di più. Se invece è una giornata ventilata, che c'è elettricità, c'è elettrostaticità, il caffè tende ad attaccarsi al materiale comunque elettrostatico del dosatore e quindi tende a fatica a scendere all'interno del portafiltro. Bene, qui abbiamo parlato di un sanitizzante,
quindi non è un detergente, non contiene tensioattivi, non fa schiuma. Invece parliamo di un prodotto alimentare, Puligrind. Come vedete il prefisso è il nome successivo che cambia. Che cos'è Puligrind? Sono cristalli, li metto su questo piatto così si può vedere bene in contrasto. Sono dei cristalli depolverizzati, come potete vedere all'interno di questo piatto, sfaccettati, piramidali, è un amido, semplicemente un amido, e come il caffè è deglutinato, vuol dire non contiene glutine, quindi è completamente sicuro per tutti i consumatori di espresso. Come si utilizza? E che cosa fa? Ma il prodotto ha la caratteristica di dire l'olio e rancido contenuto all'interno della camera di macinatura che è composta tradizionalmente da 2 macine, possono essere coniche, possono essere piane o altre ancora. Una macina è sempre costituita da un coltello e da una gola. Un coltello, come volgarmente, come la grattugia del formaggio. Voi grattugiate il parmigiano, il grana padano, tanto per dire 2 formaggi che conosco io, poi magari qua avete il pecorino o altri formaggi ancora. E poi qualcuno prende la forchettina e entra nei solchi per liberarli, per permettere di nuovo la corretta macinatura. In sostanza il Puligrind fa questo, ripristina la macinatura liberando le gole dei. Una bustina si può vedere bene all'interno, si ripristina la campana. Se ho del caffè precedentemente macinato, come in questo caso, lo tolgo dal dosatore, perché poi andrò a reinserirlo, perché questo è macinato e va bene. Prendo il caffè in grani, ne metto una manciatina così all'interno della camera di macinatura e poi aziono il macino dosatore. Quando non vedo più la polvere bianca uscire, posso interrompere. Che cosa ho fatto? Ho liberato la camera di macinatura, ho liberato il convogliatore che va dalle macine fino al dosatore. Se avete visto a monitor è uscito prima il caffè, poi il Puligrind macinato e poi di nuovo il caffè. Quindi ho anche, tra virgolette, risciacquato ciò che io avevo lavato, senza acqua però. Una prova che potete fare tutti è questa: toccare la vecchia macinatura con quella nuova. I baristi un po' più esperti, forse i tecnici, se ne renderanno conto subito. La macinatura precedente è comunque una macinatura molto più fine, impalpabile quasi. La macinatura nuova, anche in estrazione poi ve ne accorgerete, è molto più grossa, perché ho liberato degli spazi che prima erano chiusi. Un esempio su tutti, faccio un espresso, il barista lo sa, 25 secondi di estrazione, va bene. Tra una settimana 30 secondi di estrazione. Una bustina di Puligrind, 18 secondi di estrazione. Mi ripristina le condizioni iniziali. Quindi non c'è bisogno di controllare le macine. Chiaramente il prodotto non affila i coltelli, il tecnico lavorerà sempre perché avrà sempre le macine da cambiare. È un'opera di mantenimento. Io vorrei anche, magari Gaetano, che mi sono perso, se ci sono delle domande da parte del pubblico, altrimenti sembra che io voglia vendere dei materassi. E non è così. Io sto solamente spiegando la manutenzione. Ecco. Sì. Ce l'hai? Sì. Vedi se c'è qualche domanda. Se c'è qualcuno che vuole fare un intervento, vuole chiedere qualcosa in particolare. Anche qui, sulla manutenzione del caffè. Anche qui. Qua? Chi c'è? Non so, qualche ragazzo, vediamo, signor Paolino, un tecnico del caffè. Dai. Niente, io più che una domanda vorrei fare una constatazione. Io mi augurerei che tutti utilizzassero questa precisione che c'ha lei. Grazie. Purtroppo non sempre accade, o per mancanza di tempo o per, ahimè, poca professionalità. E quindi quello che manca, devo dire che a volte sposato alla passione, insomma, sono 2 cose che dovrebbero andare a braccetto, e oggi come oggi non sempre accade, insomma. Certo. Lei ha la mia ammirazione, mi augurerei che tutto lo fossi come lei, grazie. insomma, va bene? Io penso che uno dei problemi sia la passione verso il caffè, che non tutti conoscono e non vogliono conoscere, e la seconda cosa sia il poco rispetto che si ha nei confronti di attrezzature che a volte sono nostre, a volte non lo sono. Sì, e quindi molte volte non lo sono, e allora si finisce un po' lì, dice vabbè, oggi faccio così, magari quando c'ho tempo faccio la pulizia.
Grazie. Gaetano, vediamo. Intanto ringrazio e faccio un Sì, applauso. grazie signor Paolino. Vediamo se c'è un barista. Come ti chiami? Salvatore. Ciao Salvatore, io mi chiamo Andrea. Questo abbiamo visto il Pulibasteril, è un sanitizzante per tutte le superfici dure, qualsiasi superficie. Ok, grazie. E l'abbiamo visto per la campana, la tramoggia. Poi abbiamo visto il Puligrind, che mi sono perso un attimo, scusatemi. Puligrind per le macine, questi due. Adesso vedremo la pulizia della macchina, Pulicaf e Pulimilk. Forse li conoscevate già, però sono partito dal macino dosatore, perché secondo me la maggior parte dei problemi partono da qua. Un po' la mia esperienza da barista nei campionati che ho fatto in passato mi ha insegnato che ho sempre avuto più problemi sul macino dosatore che sulla macchina. Prego Salvatore. Posso continuare, Gaetano? Sì, sì. Benissimo. Allora, vediamo cosa è importantissimo adesso. Come spiegavo bene prima, e voglio essere chiaro, non tutte le macchine sono uguali. Abbiamo macchine automatiche, semiautomatiche, a leva, a braccio, quindi ogni macchina ha un po' il suo funzionamento e la sua corretta manutenzione. Io ve la faccio vedere oggi come se avessi davanti anche un'altra macchina. Quindi poi, come vi ripeto, sarà chi di dovere spiegarvi come si pulisce bene. Dunque, andrò a pulire i portafiltri. Si vede bene? Inquadriamo, sì. Questi portafiltri, quando la spaziale li produce, posso dirvi che non sono così. Anche se non sono mai stato in spaziale, però non sono così. Questo qui è un portafiltro sporco, vedete? E tante volte il cliente si beve questa cosa qua. Residuo carbonioso. Terribile, non c'è niente di peggio. Sa di fumo, sa di cenere. Questi sono grassi che si sono bruciati a contatto con una superficie. Giusto due parole: portafiltro, metallo, fuori cromato, dentro nichelato. Quindi l'hanno reso lucido, liscio, perché sugli specchi non si attacca lo sporco. È chiaro che la polvere di caffè, cotta, un espresso, 2, 3, 1000 espressi, anche un po' meno, carbonizza e poi va a chiudere i fori. Qua si vede bene il difetto che ho dopo circa 1 chilo di caffè nei fori del filtro. Una buona parte sono chiusi, anche dalla sostanza zuccherina. Quindi, in breve, come si può pulire questa macchina? Ho una vaschetta in dotazione, Pulicaf. Acqua calda della macchina. Un consiglio che intanto vi do: la macchina non pulitela la sera, perché poi la sera magari avete altro da fare, arrivate stanchi, no? Alle 9, alle 10, alle 11, e avete un appuntamento con l'amico, l'amica, poi non avete più voglia. Non è importante che sia pulita di notte, perché di notte non c'è nessuno nel vostro locale, si spera. L'importante è che il cliente del giorno successivo non percepisca questi difetti che vi ho appena spiegato. Quindi, domanda, adesso Andrea fa una domanda a un barista. Lei è un barista? No, lei non è un barista. Alzi la mano chi fa il barista qua, insomma. Benissimo. Spero che ci fosse stato anche qualche minuto fa. Gaetano, c'è un microfono? Gaetano non c'è, benissimo. Ok, ci vado io. Quanto il mio cliente può percepire il gusto di rancido e quindi un caffè che sarebbe meglio scartare? Ogni quante ore? Stavo dicendo prima, c'è un dato di fatto che è inconfutabile. Il mio cliente sente che ho tagliato la fetta di salame e poi l'ho servito, oppure l'ho servito 24 ore dopo. Io se mi taglio una fetta di salame al ristorante la sento se è tagliata fresca o se non è fresca. Quindi abbiamo detto che questo tempo di quanto può essere? Ma non ho capito bene. Ok, te lo dico io ancora, te lo dico una volta. Abbiamo un tempo di ossidazione degli oli di circa 20-24 ore. Il tuo naso, vuol dire, riprodotto con un naso artificiale, percepisci l'ossidazione dei grassi e degli oli dopo circa 20-24 ore. Sa che sente che qui c'è qualcosa che non va. Quindi tu hai 24 ore di tempo di media, questa è una media, poi dipende dalla tostatura, più scura, più chiara, da tanti altri fattori, arabica, robusta, però di media ogni 20-24 ore. Quindi se adesso ne abbiamo, cosa sono? Le 10, 10 e mezza, benissimo, faccio la pulizia della macchina.
Domani questa macchina entro le 10 dovrà essere pulita. Questo è il concetto. Non c'è bisogno di pulirla stasera. Va bene? È chiaro per tutti? Bene. Ho preso dell'acqua in caldaia. Inserisco il portafiltro che avevo fatto vedere prima sporco e il filtro. A questo punto interviene Pulicaf. Inserisco per ogni portafiltro e filtro 1 litro di acqua, circa 10 grammi di prodotto. O vado a cucchiai o in questo caso c'è un apposito dosatore. Abbiamo anche 2 scuole poi di bartending qua che vi insegnano come si dosa. Questa è la reazione che fa il prodotto e noi ci permettiamo anche di insegnare un'altra cosa, o comunque di comunicare. Quanto lo lascio? Una notte, 2 lune, 3 giorni? Non lo so, 10 minuti? Noi consigliamo un quarto d'ora. Perché? Vi ho detto prima, questo portafiltro è fatto da metallo, quindi ferro, rame, ottone, e sopra è nichelato. Questa nichelatura tende a staccarsi piano piano perché è sottilissima dal portafiltro e ha una portanza al calore diversa da quella del metallo sottostante, dall'ottone. Quindi tende a fare un grip, tende a strappare. Se io questo la lascio raffreddare, questo è uno dei nostri input, se la lascio raffreddare, quando poi la vado a scaldare fa shock termico e la parte nichelata tende a staccarsi ancora prima. Questa è la pentola che il barista usa per cucinare l'espresso, tra virgolette la pentola. Questa è la macchina, questo è il pezzo di ricambio. Quando la pentola si rompe il manico si cambia, quando la pentola è smangiata si cambia. Questo vi voglio trasmettere oggi. Quindi 15 minuti per dare il portafiltro. Nel frattempo ho bisogno, mi suona strano dire assistente, è sbagliatissimo, la nuova campionessa italiana di latte art, un po' di acqua fredda in quest'altra vaschetta, sì. Sì, te la vado a prendere subito. Gaetano, abbiamo quasi finito, Abbiamo anche una novità per la fiera di Trieste, mi permetti di dire? Quante te ne metto, Andrea? 1 litro di acqua, Ok. grazie. Lanceremo un nuovo prodotto appositamente per pulire la lancia del vapore. Quindi abbiamo l'onore di presentare il prodotto a Non possiamo presentarlo, ma vi ho già lanciato, vi ho invitato a seguire la fiera di Trieste. Trieste Espresso, che sai che è biennale. Ci siamo Perfetto. conosciuti lì, no? Sì, sì, difatti. Quindi mi sembra giusto ricordare anche... Ricordiamo quando è la data? La data è dal 25 al 27 di questo mese, di ottobre. Perfetto. A Se tu hai Trieste, bisogno di Trieste tempo ancora per preparare la linea, io faccio fare magari una preparazione, un flash. Gaetano, no? sarò velocissimo, Benissimo. perché nel frattempo ho preso un filtro cieco. Bene o male tutti conoscerete, insomma. Sempre Pulicaf. Vi ricordate prima cosa vi ho detto? 10 grammi in soluzione di acqua. Tieni, Andrea. Grazie, grazie Chiara. 3 grammi, appena appena, per pulire che cosa? La doccetta, il gruppo di azione, tutto quello che sta qua e voi non potete arrivare a pulire con un semplice spazzolino, perché lo spazzolino si ferma. Sotto c'è tutto un corpo macchina, c'è un gruppo erogatore. Come si usa? Si aggancia al gruppo, il portafiltro, e a intervalli di 10 secondi si aziona la valvola, che sia meccanica o che sia elettrica. Poi si spegne, 10 secondi, si accende, questo si ripete per 5 volte. Non lo diciamo noi, ce lo consiglia NSF, la stessa azienda che certifica il prodotto. Le macchine sono testate da un ente internazionale, quando sono messe in commercio NSF testa i materiali, quindi testa che in questo caso questo detergente specifico nulla toglie da questa macchina, non è corrosivo, non è irritante, non è dannoso e soprattutto nulla rilascia sui pezzi di questa macchina, perché poi altrimenti il cliente come fa? Se c'è dentro il detersivo al limone, all'arancia, alla pesca, dopo ci dice questo caffè è fruttato. No, è il fruttato del detersivo. In questo caso non rilasciamo nulla. Ripeto l'operazione 5 volte, dopodiché sgancio, flusso l'acqua, scarico e ripeto questa operazione molto veloce senza detergente. Questa è l'operazione invece di risciacquo. 10 secondi e scarico. A completo esaurimento della schiuma, con questo prodotto e solo con questo prodotto per ora, ho la certezza di non avere più il detergente in macchina. Ne ho la certezza. Bene. Io ho pulito anche il gruppo e l'acqua che
scende dal gruppo, in questo caso di questo tipo, è pulita e non contiene residui. Questo è l'utilizzo e il perché del filtro cieco. Cercherò di essere abbastanza veloce. Poi chi si è perso la manutenzione oggi, Gaetano, vero che la rifacciamo un'altra volta? Sicuramente. Ma Chiara ci tiene parecchio alla tessitura della crema del suo espresso, perché in latte art è fondamentale, poi magari chiederai anche a lei. Acqua fredda, come il latte, freddo, ricordiamoci. Devo andare a pulire non solo l'esterno di questa lancia, ma l'interno. Chiara sa che per avere una corretta montatura del latte ha bisogno di un vapore più secco possibile, quindi vuol dire saturo, privo di goccioline d'acqua, perché le goccioline d'acqua, qui abbiamo dei baristi, sanno che non fanno correttamente montare bene il latte. Quindi acqua fredda, una dose, in questo caso questa è una monodose di Pulimilk, e vado a inserire la lancia all'interno. Ma se la lancia spruzza vapore, come fa a risucchiarlo? Ma l'acqua è fredda, lo scambio termosifonico, come nei caloriferi. Quando apro scaldo, quando chiudo, per effetto di un calo di temperatura, ho un risucchio all'interno della lancia di circa 5-7 cm. Vuol dire che porto questo detergente all'interno della lancia. Questo detergente serve a sciogliere i grassi e le proteine del latte, a nient'altro. Gentilmente Chiara, ancora un po' di acqua, magari in una lattiera. Sì? Sempre fredda, grazie mille. Operazione 10 volte. Benissimo. Dopodiché posso togliere anche immediatamente la vaschetta del lavaggio e vado a effettuare il risciacquo, sempre con acqua fredda, 7-10 volte, e ho lavato e risciacquato la lancia a vapore. Se lo fate per la prima volta sulla vostra macchina non vi spaventate, quello che uscirà è una grandissima sorpresa. In questo caso ho ripristinato il vapore. Questa macchina ha già di per sé un buon vapore secco rispetto ad altre tipologie di macchine, ma dopo un utilizzo con l'utilizzo di latte, cioccolate e quant'altro, la lancia scusate, porterebbe all'interno tanti residui, germi e batteri. In questo caso io sto lavorando il latte, un alimento importantissimo, quindi con i germi e con i batteri non ci si scherza. E la pulizia fondamentale esterna, ve la poi farà vedere Chiara, è importantissimo, questo lo sottolineo da barista: pulire accuratamente con uno straccetto, una spugnetta, c'è il tempo. Dopo la produzione di un cappuccino si pulisce subito la lancia, perché entrare nei locali, nei bar e vedere questo sporco di formaggio è la cosa peggiore che ci possa essere, anche da cliente e anche da barista. Io non lo farei mai. Vi ricordate il portafiltro di prima? Vado a sciacquarlo sotto acqua calda, quindi non faccio prendere sbalzi termici. Lo poggio un attimo. Facciamo così, svuotiamo l'acqua calda e recuperiamo il filtro. Questo che invece è di acciaio, io potrei pulirlo anche sotto acqua fredda, sotto acqua corrente comunque, perché questo è un pezzo unico, acciaio inox. Non ce l'ho, facciamo con l'acqua calda. Diciamo che scotta. L'ho solo sciacquato, si può vedere bene? Si riesce a vedere bene? Andiamo ad asciugarlo e poi lo facciamo passare magari davanti qua alla prima fila. Vediamo se ci dicono che è ancora uguale rispetto a prima. Importante, consiglio sempre, non graffiate mai una superficie, perché sulla superficie graffiata si incunea lo sporco e lì non glielo togliete più. Questo è fondamentale. E il portafiltro, che prima avevamo tolto che era sporco.
Qui è venuta via la nichellatura, ma vi faccio vedere personalmente che di tracce di caffè non ne abbiamo più. Qui è venuta via la nichellatura proprio, manca il pezzo. Dimmi qualcosa, dimmela. In tanti bar capita perché il barista prende la paglietta o comunque la spazzola abrasiva e ne toglie, come qualcuno giustamente mi ricordava ieri. Perché pulire la macchina? Pulire questa attrezzatura calda e fredda, che non si differenzia di molto, è fondamentale, perché io ho il compito di togliere i grassi depositati dal caffè su queste superfici, macchina, filtro e campana. Vedete che questi prodotti ormai hanno preso dell'olio, a queste temperature si scaldano, irrancidiscono e trasferiscono alla bevanda che tanti di voi hanno bevuto oggi, chiamata espresso, lo ricordo a tutti, si chiama espresso, questo che si beve in tazzina, dei gusti, delle note negative, che magari qua non c'erano, ma con la lavorazione del prodotto sono finite in tazza. Sarò breve. Pulizia della campana. Abbiamo uno specifico prodotto. Chi è che mi prende della carta gentilmente? Che me l'hanno soffiata senza che me ne accorgessi. Grazie mille. Grazie Chiara. Vieni, anda. Campana. Primo prodotto, Pulibar Steril, sterilizzante per superfici dure. La particolarità di questo prodotto è che non rilascia nulla sulle superfici e mi permette di continuare a lavorare subito dopo 7 secondi. Questo è il primo prodotto che ho utilizzato. No, tante volte il barista mi dice non ho tempo di pulire la macchina. Io lo faccio, parlo, ve lo spiego, gioco, mi piace, mi diverto, è il mio lavoro. Secondo lavoro, devo pulire le macine. Dove che ci sono delle macine? All'interno della camera di macinatura, che vanno a spinuzzare i chicchi. Le macine sono delle grattugie che consentono ai chicchi di essere trasformati in polvere. Chi di voi mi sa dire, Gaetano, magari tra il pubblico, Gaetano, io ti vedo sempre In movimento. sì, in movimento. Tra il pubblico, chi sa in quante parti viene sminuzzato un chicco di caffè macinato per espresso? Chi è che lo sa? C'è un gadget. C'è un gadget, ce n'è più di uno, via. Cominciamo a Forza. giocare così. Sentiamo un attimino. Cominciamo ad aumentare la posta, via. 50 chicchi, 7 grammi. Mi sono espresso male allora. No. Espresso male. Un chicco di caffè, 1. In quante parti viene macinato per ottenere, per quello che sarà, un espresso? Sono tanti, Chi si avvicina prima, Sono un più di kit in 50 omaggio, via. sicuro. Un kit in omaggio. 1000, più di 1000. Più di 1000. Chi è che l'ha detto? Io. No, via. Chi è che fa il barista qua? Tanto. Voi fate i baristi? C'è qualche barista presente in sala? No. Nessuno. Più di Chi tanti qualcuno Ma lo chi fa, abbiamo dice. qua oggi? 3500, 3800 parti. 3500, 3800. Se questo esposto all'aria dura una giornata, il chicco, 3500 parti durano 3500 volte meno. Circa 5-7 minuti. Questa è la durata effettiva del caffè macinato. Questo è un problema. Per pulire appunto le macine, altrimenti rimarrebbe troppo residuo in camera di macinatura per troppo tempo, abbiamo un altro prodotto, Rind, degli amidi. Qua non parliamo più di un detergente, qua parliamo di amidi, di cristalli che vengono versati in questo modo sulle macine. Si riposiziona la campana, si aggiunge una manciata di caffè in grani. Vedete che questo lo chiamo caffè, quello che estraggo lo chiamo espresso. E poi macino. Scenderà il prodotto macinato, poi comincerà a scendere il caffè fresco macinato. Tutto il residuo lo prendo e lo butto via. Pulizia del macino dosatore, perché questo è l'inizio della filiera dell'estrazione dell'espresso. E non mi dite voglio imparare a fare la latte art e poi l'estrazione di caffè è pietosa, perché la latte art significa disegnare con del latte, con una ottima tessitura di latte, su un'eccellente tessitura di espresso. Perché? Perché quello che vedete poi voi, cuori, foglie, tulipani a più elementi, è frutto di ciò che sale dal caffè. Quindi se avete un'ottima estrazione senza bolle, il disegno vi verrà con più contrasto. E questo Chiara lo sa. Macinino pulito. Gaetano, domande? Sono Io domande, sto andando vediamo abbastanza chi veloce cucina. perché per me sono cose semplici, però magari abbiamo qualche barista con qualche domanda da fare, qualche ragazzo giovane che magari deve aprire un locale, qualche dubbio.
ci si fa tanti problemi. No, volevo fare un'altra domanda io. Come mai? Ma non c'entra niente su questo. Beh, se non c'entra niente con la pulizia mi fa piacere, dimmi. Volevo sapere soltanto perché le tazze le tenete in quel modo anziché... Perché le tazze sono girate verso l'alto. Posso farti una domanda io? Perché le tazze le gireresti verso il basso? Non so. Ah, ok. Vedi, no. Sono 120 rubli. Allora, la tazza girata verso l'alto è a scopo igienico, quindi. Questa macchina produce calore, dentro c'è una caldaia o più caldaie, ho detto una ma generica. Qua sale calore, quindi assieme al calore sale anche la polvere. Qua sotto c'è polvere. Di solito la tazzina la tiri fuori dalla lavastoviglie così e la prendi e la metti sulla macchina così. Ciò vuol dire che sul fondo di questa tazza si impacca polvere. Quando poi la capovolgi per inserire dentro l'espresso c'è uno shock. Questa crema, questa emulsione espresso che dovrebbe essere fitta va in tensione con la polvere che c'è dentro. Poi per un'altra ragione, che secondo me è la prima. Ciò che deve rimanere importante di una tazza non è il labbro che quando ti rimane appiccicato alle labbra, ma è il fondo. Il calore si propaga verso l'alto. Se ho un fondo caldo, anche tutto il resto della bevanda mi rimane calda. La tazza è troppo calda e il caffè non gli sembra, gli sembra freddo, ma in realtà è la tazza che è troppo calda. Quindi mettendolo al contrario, il bordo è freddo e sotto è caldo. Prendi quel tuo cliente lì, fai mettere le tazzine come vuole e poi gli dici prendi lo straccio e lo metti sopra. Poi ti ci siedi sopra, se non è ancora sufficientemente calda. Si lamentano del Vieni. caffè freddo, ma il caffè non è freddo, è la tazza che scotta. È la percezione, vedi? È la percezione di quello che prima, forse mi sfugge il nome, si parlava di sapori, dolce, amaro, acido e salato. Se una bevanda ci risulta fredda e in quella miscela ci sono magari delle origini di caffè più amare rispetto ad altre, che cos'è che vado ad esaltare a freddo? La parte amara. Però magari non è colpa tua, è colpa di chi conta quei chicchi che mette nel sacchetto. Perciò puoi rimandarlo al legittimo proprietario. No, ecco, questa non è una regola. Nel mio lavoro secondo me non ci sono regole. Mi piace perché è un po' sregolato. Genio e sregolatezza. Però se, come dici tu, oltre al vapore che sale c'è anche la polvere, tenendo la tazzina capovolta, evidentemente la polvere si va a depositare. È fondamentale. Esatto. Una cosa importante, avete un bar in spiaggia? Come? Avete un bar in spiaggia? Sì. Allora la tazzina si gira. Ne abbiamo più di uno di bar in Spagna. Meglio un po' di polvere che sale dal basso verso l'alto, sabbia che viene dall'alto verso il basso. Allora, aspetta, allora chiariamo questo punto. Se il bar è vicino a una spiaggia, le tazzine vanno capovolte. Se il bar è in città, le tazzine verso l'alto. Io penso che neanche qua ci sia una regola. Io penso che il barista debba essere la persona cosciente. Che caffè sto bevendo? Pronti a dire il marchio? No, attenzione, sto bevendo un caffè che arriva da Guatemala, non so, un caffè di altura. Ne sapeva parecchio il signore che parlava stamattina. Quanti dei nostri baristi sanno queste cose? Ci dicono il marchio, aspettano l'euro e poi ci mandano via. Penso che con un po' di cultura, un po' di formazione si possa arrivare a decidere autonomamente se le tazzine vanno girate verso il basso o verso l'alto. Prego. Volevo dirti una cosa, però le tazzine quando tu le esci dalla lavastoviglie, se vengono messe basso, quel poco di acqua che rimane nella tazzina scende, no? Ci siamo... Scusa, Chiara. Ci siamo fermati sullo straccio. No. Questo è di fondamentale importanza per il barista. E serve per asciugare la tazzina. Però se lavori tipo in un autogrill e fai molti caffè, non ti puoi mettere ogni tazzina a asciugarla, no? No. Allora, prima di tutto volevo... vai. Ci siamo bloccati sulla tazzina. Ma usciamo subito. È un usciamo vespaio subito. questa della tazzina. No, usciamo subito. Andiamo a disturbare anche il tender. Io credo, qua abbiamo un teen, un Boston teen abbiamo. Io credo che questi ragazzi siano qua, vedete? Ci sono dei dosatori, non so come si chiamano, pur, come si chiamano? Metal pur. Che debbano fare un drink, o anche dall'altra parte, che ne debbano fare 2000 a sera, per loro un drink è sempre un drink. Non contano se hanno fretta o se non hanno fretta. Questo è l'importante
conoscere il proprio lavoro, il proprio mestiere. Se devono fare un mojito non possono farlo di corsa, perché un mojito è mojito. Mi sbaglio? Puliamo la macchina adesso, andiamo alla pulizia del portafiltro. Questa mattina vi ho fatto vedere come residui all'interno del portafiltro potevano lasciare in tazzina magari del residuo carbonioso, polverina, che non è fondo in tazza, è il residuo di grasso bruciato, è una cosa diversa, peggio ancora. Il fondo può essere dato da tanti fattori, i fori magari si sono allargati, si sono corrosi e passa il pezzettino del caffè macinato troppo fine, e allora per questo motivo passa. Noi adesso andremo a pulire il portafiltro ed il filtro. Come si fa? Si prende una vaschetta di plastica, si aggiunge acqua calda, attendiamo un minuto, nel frattempo prepariamo un prodotto. Pulicaf, chi è che di voi conosce Pulicaf o qualche altro prodotto? Cosa usate per pulire la macchina del caffè la sera? Forza, cosa usano i nostri amici, Gaetano? Dicono il Net Caffè. Net caffè, però non so. Vabbè, ma useranno qualcosa, useranno un detergente, insomma. Detergente, Benissimo, noi oggi abbiamo Pulicaf, è un detergente. Il detergente. Prendiamo dell'acqua calda per dimostrare come si fa. Portafiltro in immersione in acqua calda e filtro. Per ogni litro di acqua, per ogni portafiltro e filtro, un secondo di versata, 10 grammi di prodotto. Attendo la reazione e non è che sto lì a aspettare così, io barista, che il portafiltro si pulisca. No, posso fare dell'altro. Stamattina abbiamo visto la pulizia del gruppo erogatore attraverso il filtro cieco. Lo conoscete tutti? Questa attrezzatura si può pulire anche con delle chiavette, degli spazzolini o degli spazzoloni. Lascio a voi tecnici comunque fare queste cose. Io sono barista, faccio dell'altre, ne faccio altre. Non mi voglio mettere qua a svitare perché magari poi io non sono molto pratico, mi devo far spiegare bene prima come si fa. Adesso vi rifaccio vedere, per chi non l'ha seguita stamattina, la pulizia con 3 grammi di prodotto. Filtro cieco, si inserisce e in intervalli di 10 secondi si interrompe questo ciclo per 5 volte. Molto facile, molto veloce. Una cosa Gaetano che dicevo anche stamattina, la pulizia della macchina non facciamola la sera, perché poi il barista è stanco la sera, vuole andare a casa, vero? Confermo. Bisogna farla di giorno, magari quando c'è una pausa. Perché quanto dura, Gaetano, la pulizia fatta, effettuata sulla macchina? Vediamo se hai ascoltato bene stamattina. Ah, mi metti alla prova. Ti mette in difficoltà. Forse qualcuno qua lo sa, è stato attento. Sentiamo, c'eri stamattina 24 ore. 20-24 ore, bravissimo. Quindi una giornata. Una giornata intera. Bene, adesso che cosa faccio? Tolgo, spurgo un attimo il detergente, riaggancio a secco, quindi a vuoto, e ripeto questa operazione per 5 volte. Questa è la fase di risciacquo. Altrimenti ci sono altre attrezzature per poterlo fare. Comunque in uno o nell'altro modo non è mai sbagliato. Bene, la non traccia di schiuma significa che qua non c'è più prodotto detergente, quindi sono tranquillo. Ma quanti caffè devo fare? Quanti espressi devo fare prima di bere quello buono? No, devi prendere il portafiltro che si sta lavando, devi mettere sul suo filtro e fare un espresso. Chiuso. Non devi fare degli espressi in più da buttare. Se proprio vuoi farne uno va bene, ma non serve. Se invece si utilizzano detergenti corrosivi, detergenti aggressivi verso il metallo, allora non vi so spiegare, dovete andare da qualcun altro. C'è qualche domanda? O proseguiamo spediti per la lancia del vapore, che gliela prepariamo a Chiara? Acqua fredda, pulizia lancia vapore, poi la macchina è pulita. Acqua fredda perché? Lo vediamo subito. Mezzo litro di acqua, 2,5 centilitri di Pulimilk, che va a sciogliere i grassi e le proteine del latte. Si prende il recipiente, si inserisce la lancia del vapore e si apre e si chiude il vapore per 7-10 volte. Quando apro il vapore scaldo, quando chiudo la lancia si raffredda per scambio termosifonico. Bravissimo Giuseppe, benissimo. Per scambio termosifonico si risucchia il detergente all'interno della lancia e mi asporta, ovvero mi porta via i residui di latte che ho lavorato nell'arco di una giornata.
Qui è importante. Come è importante la tessitura dell'espresso? Ma qui è importante perché qua tratto di germi e di batteri, tratto il latte, pastorizzatore, montapanna. Importantissimo. Bene, terminata questa operazione si toglie la vaschetta, sto aspettando la mia assistente che mi porti dell'acqua fredda, si dà una pulita magari con la spugnetta, si attende l'acqua pulita, la tendiamo assieme. Se nel frattempo avete delle domande, io ne approfitto per rispondervi. Tu sei un fotografo, non sei un barista, però vai al bar. Sì, ogni tanto, ti capita. Hai fatto anche il barista. La pulivi così la macchina? No. Un po' di spugnetta, un colpo. Più velocemente possibile, perché dovevi andare a prendere rivolto verso il basso. Dovevi andare a prendere la fidanzata. Più velocemente possibile, via. Dovevo scappare subito. Bravissimo, ottimo. Si prende l'acqua fredda, la si inserisce dentro e si apre e si chiude il vapore per 7-10 volte. Questa è la fase di risciacquo. Una lancia pulita vi dà sicuramente una tessitura di crema in montatura di latte molto più fitta, priva di bolle, perché io vado a ripristinare la saturazione del vapore, lo vado a ripristinare quindi secco, senza goccioline d'acqua. Bene, anche la lancia è pulita. Ora non mi resta che togliere il portafiltro da questa vaschetta e andare a sciacquarlo sotto acqua calda. Ricordo, si lava in acqua calda e si sciacqua sotto acqua calda. Ma è molto semplice perché non devo andare a staccare i materiali dei quali il portafiltro è composto. Fuori è cromato, dentro è nichelato, in mezzo c'è ferro e rame uguale ottone. E il nickel non si attacca bene all'ottone. Però questo portafiltro adesso è pulito. Quindi lo shock termico, volevo arrivare lì, potrebbe asportare quella piccolissima parte di metallo presente sul portafiltro. Il filtro, che invece è di acciaio, se avete la possibilità vicino alla macchina di caffè un lavandino, si può sciacquare anche sotto acqua corrente, acqua fredda, perché è acciaio inox, è un pezzo unico, non si deforma. È venuto pulito. Ve lo asciugo. È pulito? Sì. Si rimette il portafiltro, si rimette il filtro e si riaggancia al gruppo. È difficile la macchina del caffè? È difficile? È stato difficile? Adesso vado a prendere la mia ragazza. Domande? Ci sono domande? Gaetano, ci sei? Io lascerei, dimmi. Io ero distratto. Scusami, abbiamo una domanda forse. Pronti? La lancia, sì. Dopo quanti cappuccini va pulita? Magari basta una volta al giorno, magari dopo 30-40 cappuccini va pulita? La macchina del caffè va pulita generalmente. La lancia. La macchina del caffè generalmente va pulita ogni caffè che tu fai, quindi puoi arrivare anche a 1 chilo e poi la pulisci. All'estero questa cosa è molto attenta. Quindi faccio 1 chilo di caffè e pulisco la macchina. La lancia del vapore, questa è fondamentale. Che realizzo di vapore hai? Tu, a 10 cm la mia mano non si bagna, appena forse. Si bagna tantissimo, vuol dire che la lancia dentro è sporca. Ma non è la prova della mano, è la prova di tanti bar dove andiamo e guardiamo la lancia, c'è attaccato su un po' di formaggio, un po' di pecorino giallo. Quelli non sono da lavare. Non bisogna proprio entrare in quel locale lì.